L'idea nasce proprio nel lanciare una campagna sinergica fra le varie istituzioni al fine di porre in essere un progetto che riguarda proprio la cardioprotezione. Faremo un progetto che riguarderà la cardioprotezione pediatrica e anche quella adulta, ma il nostro obiettivo è quello di formare quante più persone possibile, personale non sanitario, all'utilizzo del defibrillatore e alle manovre di primo soccorso. Questo ci consentirà di avere una capillarità in quello che può essere la capacità di intervento in caso di urgenza o di necessità. A tal proposito stiamo donando un defibrillatore, sarà il primo defibrillatore geolocalizzato, e formare quante più possibile persone all'utilizzo, al corretto utilizzo, significa ridurre quelli che sono i tempi di intervento e quindi laddove malauguratamente ci dovesse essere necessità, avere una capacità risolutiva di intervento pratico ed efficace. L'azienda sanitaria deve cercare di lavorare non soltanto sugli acuti, non soltanto su quelle che sono le cronicità, ma anche e soprattutto sulla prevenzione di tutte quelle che sono le malattie. In particolare in questo caso oggi parliamo di prevenzione delle malattie cardiovascolari che incidono dal punto di vista epidemiologico in maniera significativa. Basti ricordare non soltanto la parte cardiologica, ma anche la parte neuro, che incidono in maniera significativa sia sull'assistenza sanitaria, ma anche su tutti gli esiti che poi portano e quindi hanno anche un costo sociale. In questo progetto parteciperà anche l'Arma dei Carabinieri attraverso la formazione degli operatori che molto spesso sono i primi a intervenire in situazioni di emergenza, per cui a questa formazione affiancheremo anche l'utilizzo e l'impiego di defibrillatori che sono già presenti presso le nostre stazioni, per cui ci uniamo alle altre istituzioni nell'obiettivo comune della prevenzione. Per avere una città protetta dalla morte improvvisa vi è la necessità di una estensione capillare di questi device salvavita, senza i quali praticamente il soggetto è condannato a morte sicura. È importante la prevenzione, i controlli. Sicuramente, sia per quanto riguarda la morte improvvisa giovanile che la morte improvvisa dell'adulto. La morte improvvisa dell'adulto conoscete tutti il fatto che si devono controllare i vari fattori di rischio, non fumare, colesterolo basso, diabete eccetera eccetera. Mentre per quanto riguarda i giovani dovrebbe essere fatto uno screening già dalle scuole elementari per vedere se ci sono già delle anomalie all'elettrocardiogramma. Eventi come questi vanno sottolineati, vanno evidenziati, vanno elogiati e da parte mia non può che il sottoscritto non può che rallegrarsi ed essere presente, coinvolto e condividere lo spirito di questa iniziativa, e non c'è dubbio che la nostra esperienza, quella del 118, è in prima linea per eventi cardiovascolari come questi. L'Ordine dei Medici risponde sempre presente quando si parla di salute dei cittadini, quando si parla di prevenzione, e questa è la cosa più importante. Raffadali Cardioprotetta è un titolo che mi piace tanto e che dobbiamo continuare su questa strada. Cardioprotetta per le attrezzature che ci possono essere, i defibrillatori, ma dobbiamo fare in modo di informare i cittadini e formarli a sapere utilizzare questi strumenti per poter essere in grado velocemente di salvare una vita umana. Noi è da tanti anni che perseguiamo questo percorso. Nel lontano 2007 abbiamo avuto donati da parte di una nota casa farmaceutica 5 defibrillatori che li abbiamo dati mi ricordo in quel periodo sia alla stazione locale dei Carabinieri, sia ai vigili urbani, sia alle squadre di calcio di Raffadali, e qualcuno l'abbiamo donato pure al pronto alla Guardia Medica di Raffadali. Abbiamo avuto nel tempo altre donazioni, oggi ci pregiamo di ricevere quest'altra occasione per la nostra comunità di avere un defibrillatore che è uno strumento molto importante, riconosciuto come salvavita in alcuni casi. Io come mamma che ha perso un figlio di 12 anni giocando a basket, invito tutta la popolazione laica ai corsi di formazione BLST, come ho fatto io. Io mi sono formata e quindi chiedo a tutti di formarsi. Iniziamo, è ora di iniziare, è ora di cambiare la cultura. Sensibilizziamo i giovani, i ragazzi,
gli anziani. Iniziamo, è ora di iniziare, di cambiare tutto. Dobbiamo rendere la nostra città cardioprotetta. Io inizierò dal mio paese, da Favara, così come corro a Favara. Si deve diffondere la cultura del defibrillatore in tutti i posti.